Si è svolta questa mattina in carcere a Varese l'udienza di convalida del fermo di Davide Paitoni, il 40enne di Morazzone, in carcere da domenica per l'omicidio del figlio Daniele di 7 anni e il tentato omicidio della moglie Silvia. È stata un'udienza veloce, poco meno di un'ora, in quanto l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato ha spiegato che non è in grado di rispondere, del resto anche nei giorni scorsi aveva già spiegato che Paitoni è molto prostrato, ha ripetuto più volte al suo legale l'intenzione di voler morire. Sentiamo proprio adesso la breve dichiarazione che ha rilasciato l'avvocato Stefano Bruno al termine dell'udienza. Faccio la facoltà di rispondere perché non è nemmeno in grado di rispondere. Posso dire soltanto che è una tragedia per tutti, anche per Paitoni. Basta.